Dunque, un mestiere sexy può essere indubbiamente il panettiere. Ciao da Gregory. Effettivamente in questo caso siamo un po' di parte, però dobbiamo dargliene atto. Ciao, sono Gregory. Oggi parlate di mestieri sexy. Volete mettere il panettiere? Effettivamente. Sempre col filoncino in mano. Ecco, non soltanto quello. Mi ricordo la scorsa settimana hai dato un'immagine del panettiere, insomma, tutto così. Sì, perché per rendermi ancora più sexy. Sì. Per le mie clienti. Certo. Sudo come un porco davanti al forno. Cioè, ti metti lì apposta. E quando sono ben sudato, umido, insaimato, mi rotolo nel sesamo. Che schifo. Venite a cercare il vostro Gregory con la ciciulena. Vabbè. Ciao Persi, io sono un commerciante di auto usate e non so se questa mia attività è sexy o meno, ma la cosa che odio dei clienti donna è quando mi dicono: dai, va, fai bravo, fammi un'altra carezza. Gaetano, che senso? No, nella carezza, nel senso fisico, nel prezzo, no? C'è chi che ti dicono: questa macchina viene 5.000 euro, se lei se la prende poi ci faccio anche una carezzina. Sarebbe uno sconto, un piccolo sconto, no? Sì, da noi c'è questa abitudine effettivamente di chiedere la carezza. Ma tu immagini Gregory? Mamma mia, perché lui fa un tipo di attività particolare. Ciao. Sì. Sono sempre Gregory. Sempre Gregory. Il tuo panificatore di fiducia. Vieni a comprare il tuo pane da me. Esatto. Il tuo pane quotidiano. Ma anche settimanale, dai. Se compri 5 kg di grissini. Sì. Poi ti faccio anche una carezza. Se ne comprano 10? Questo non te lo posso dire. Però lo immagino, chissà perché. Ciao Peppe e Fabio, sono Giuseppe e oggi ho voglia di dare cena scoppola a mio frate Gregory che non si vuole spicciare a pattere un basto dei cornetti. Hai Senti, capito? troppo pessi. Questo fa anche i cornetti, quindi. Ciao. Mi chiamo Gregory. Beh, abbiamo capito. Sono un panificatore sopraffino. Come, caspita. Ma non solo. Se vuoi, Sì. vieni a trovarmi. Ecco, cosa ci fai trovare? E facciamo i cornetti. Dai, aiuto. A chi vuoi tu? A chi vuoi tu, ecco. Capito? Io non faccio il cornetto vuoto. No. Che senso ha? No, infatti, è insignificante. Il mio cornetto è pieno. Beh, certo. Ed è pronto per te. Caldo, immagino. Caldo. Beh, certo. Ci mancherebbe il cornetto freddo, insomma, non è che. Da Gregory. Gregory? L'unico posto Sì. dove il cornetto Sì. non è storto. No, è sempre pronto. Ciao Peppe e Fabio, sono Chetti. Io vorrei mandare a quel paese un ragazzo che ogni mattina mi suona alle 9 e mi dice con la voce stranissima: signora, vuole pane? Ecco. Se invece fosse stato un impiegato del negozio di Gregory, cosa succedeva? Ecco, Citofonava? Ciao, sono Gregory. E ti ho portato il filoncino a domicilio. Apri. 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 Sto salendo. Ti sto portando il filoncino. Eccolo qui. Vabbè. Dunque, alle 11:14 c'è un altro messaggio. Sono Gregory. Vado, Vai. Ciao, sono Gregory. Sì. Ho un problema piccolo. Non ci credo. Impossibile. Cioè, come? Ma che mi fa scervellare da una settimana. Ah, ecco. Fra un mese diventerò papà. Ma questo lo sapevate Sì, già. lo sapevamo, c'era la mafalda in forno. La mia piccola Chantal Chantal, sì. è in forno. Esatto. Mia moglie, Sì. Vanessa, mi ha chiesto Che cosa scriviamo nel bigliettino delle bomboniere? perché tutte le mogli parlano così. È vero, anche compresa quella di Gregory. Il problema è che le ho detto che ci pensavo io. La piccola si chiamerà Chantal, lo sapete? Sì, certo. Vi prego, aiutatemi. Dai. Non so cosa inventare. Addirittura. Un caloroso abbraccio a tutto lo staff di RSC e alla Catalla. A tutti, da Gregory. Ciao.
Un fragrante ciao, direi. Ciao, sono Gregory. Sì, Gregory. Scusate se non mi sono fatto Beh, sentire. effettivamente c'eravamo un po' preoccupati. Abbiamo detto che c'è la crisi dello sfilatino anche. Abbiamo comprato uno stereo nuovo al panificio. Ah, porca miseria. Per sentirvi meglio. Come al lupo. È entrata una cliente e mi ha detto: Gregory, ma che stereo grande che hai. Grosso, direi. Cosa E gli hai ho risposto? detto: Ecco. per sentire alla catalla. Meglio. E invece non vi sentiamo più. Beh, sei scarso allora, scusa. Di conseguenza non vi ho scritto per non essere fuori dall'argomento. Bene. Mi piace stare dentro. Ovviamente. Vi stimo sempre. Sì. Gregory. Gregory, ecco. Sicuramente Sai l'hai... che sta bastando Gregory No, per ma domani, vero? secondo me lui ha pensato di comprare uno stereo grosso, ma l'avrà comprato dai cinesi. Si sa, Sicuro. i cinesi, insomma. Pigli una radio di Pechino, no? Esatto, piccoline, piccoline. Ciao, sono Gregory. Oggi voglio proporre una promozione Mamma mia, già mi spaventa questa promozione. a tutti quelli Sì, che manderanno un SMS sì, al 333 sì, 477 sì, 2239. sì. In omaggio, un filoncino. Venite da me, ad Adrano, che vi metto il filoncino in mano. Adesso vediamo quanti era mandano il Paternò, messaggio. non andava bene. Vediamo quanti Va se benissimo. fosse stato Paternò sarebbe stato... E adesso, nella mia nuova sede di Paternò, che fai? Vieni o no? Che il panino te lo do. Meno male che non c'è una succursale a Randazzo comunque. Ciao, sono sì. Gregory. Gregory, dai. Ciao, sono Gregory. Oggi sono molto sudato Sì, perché sto spaccando un sacco di pane. sì. Oggi c'è troppa confusione. Mamma mia, che confusione, sarà perché ti amo. Ho un'ordinazione di 150 filoncini per un club di scambio di coppie. Ogni volta che devo fare qualcosa di importante, Sì, tocco sempre uno dei miei filoncini. sì. Ciao ragazzi, il vostro Gregory. Gregory, io vorrei discutere però su un'altra cosa del tuo messaggio. Che significa me la date una mano? Ma fare che? Appunto, me lo chiedevo anch'io. Ciao. Sono certo che mi hai già riconosciuto. Beh, sì, direi. Sono Gregory, il tuo panificatore di fiducia. Sai, Gregory, ti pensavo ieri quando parlavamo dell'Aqua Park Etnaland, che mi chiedevo, ma Gregory andrà a fare il fiume onde con il ciambellone? Di pane, Naturalmente. di grano duro. È chiaro. Sono l'unico Sì. che fa il pane col grano duro. Che più duro non si può. Neanche col candeggio. Il vantaggio Sì, del mio pane sì, è che sì, fino a quando è morbido puoi mangiarlo, sì, poi. ma quando diventa duro, No. vabbè, vi saluto. Ciao, Il Gregory. vostro Gregory. Stati bene. E in bocca al pane.